Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a un'altra settimana con Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo di un'iniziativa che vede insieme l'Università di Trieste e l'Università di Capodistria. Nella prima parte è tornata a trovarci Antonella De Ponte, che è la responsabile di Casa Viola per l'Associazione De Banfield. Grazie per essere tornata nei nostri studi. Noi avevamo un pochettino anticipato, no, dottoressa, l'argomento di questa puntata, cioè l'idea che come dire, il settembre viola potesse essere esteso tutto l'anno e che come si dice, le comunità amiche delle persone con demenza, che per quanto riguarda il nostro territorio si emuggia, insomma, sì, però si possa anche estendere ad altri luoghi, e mi pare che insomma siamo qua per fare un po' il punto della situazione, come certo, si suol dire. Partiamo dalle comunità amiche delle persone con demenza. Come no? Nella nostra regione la prima in assoluto è stata Muggia, con cui, a dir la verità, con il comune di Muggia c'era una collaborazione fin dal 2016, quando è nata Casa Viola, e quindi anche i servizi dell'Associazione De Banfield rivolti alle persone con demenza e ai loro caregiver hanno avuto un avvio più specifico. E nel 2020 Muggia è diventata ufficialmente città amica delle persone con demenza, quindi riconosciuta da Federazione Alzheimer Italia, e inserita in questo progetto nazionale ma anche internazionale. E attualmente in Italia siamo oltre le 50 comunità amiche delle persone con demenza, quindi si sta allargando proprio a vista d'occhio il fenomeno. A Muggia abbiamo lavorato sostanzialmente fin dall'inizio con il servizio sociale, naturalmente essendo l'attenzione rivolta proprio alle famiglie, ai caregiver e alle persone con demenza, no? Poi appunto c'è stato anche il coinvolgimento dell'azienda sanitaria, pian piano poi tutte le realtà istituzionali e territoriali che animano Muggia, insomma. E quindi diciamo nel giro di qualche anno siamo veramente diventati un piccolo modello, ecco, tant'è che anche quest'anno Muggia è stata proprio considerata come meta della gita di istruzione di alcune scuole del territorio, che sono venute proprio a informarsi, a capire, a vedere cosa succede in una città. È abbastanza intuibile di che cosa si tratta, però concentriamoci ancora proprio sul concetto, no, di luogo amico delle persone con demenza. Che cosa significa? Si tratta di recuperare la quotidianità degli ambienti di vita che la persona con demenza spesso perde, per diversi motivi, vuoi per un'autonomia che comincia a diventare ridotta, vuoi anche per tutto uno stigma sociale che tuttora resiste e che porta la persona e la famiglia a vivere in isolamento, quindi a uscire poco e a usare poco quei servizi e quegli spazi che prima abitualmente usavano. Quindi parliamo certamente dei servizi istituzionali che devono per primi essere più accessibili, più capaci di raccogliere i bisogni e di rispondere in maniera adeguata, ma parliamo anche di tutta quella rete proprio urbana con cui interagiamo quotidianamente, no? Quindi i negozi, la panetteria, il bar dove vado a prendere il caffè, il museo, la biblioteca, eccetera, insomma. A Muggia abbiamo fatto proprio un lavoro di questo tipo, quindi siamo andati sensibilizzando le varie realtà, le varie anime della comunità proprio per costruire un ambiente dove la persona con demenza, nonostante i limiti, riesca a vivere più a lungo la sua autonomia. È più facile un discorso del genere per quanto riguarda comunità piccole o come dire, o si può estendere ad una città, diciamo, anche come Trieste? Finora il progetto Dementia Friendly Community ha riguardato comunità più piccole, quindi paesi oppure singoli rioni o quartieri in giro per l'Italia. Questo perché è basato proprio sulla community, quindi il corrispondente di un piccolo paese o di un quartiere, ecco, in lingua inglese.
In realtà già in Italia cominciano ad esserci delle dementia friendly community metropolitane in qualche modo, cioè che mettono insieme territori più grandi. A Trieste noi stiamo lavorando soprattutto a livello di realtà amiche delle persone con demenza, che è un po' una novità, sì, che abbiamo portato un po' anche noi all'interno di Federazione Alzheimer Italia, perché Trieste è troppo grande per in qualche modo avere quella dimensione comunitaria spicciola, sì, quotidiana, dove ci si conosce, dove ci si può dare una mano, eccetera. Quindi bisognerebbe lavorare sui rioni, ma pian piano abbiamo cominciato, sicuramente ci arriveremo. Nel frattempo, grazie alla sensibilità di alcune realtà cittadine, abbiamo cominciato a seminare qui e lì dei piccoli punti amici della demenza. Piccoli neanche tanto, perché ad esempio abbiamo lavorato inizialmente col Museo Schmidl, un museo comunale del teatro, che è diventato amico della demenza, con il Cinema Ariston, poi ci siamo allargati. Casa del Cinema ci ha chiesto una formazione per tutte le sue associazioni, e quindi il Teatro Miela, la Mediateca di Via Roma e così via. Insomma, c'è stata un'iniziativa con Coop Alleanza 3.0 per rendere amici i punti vendita. Quindi insomma un po' di movimento in modo da attivare almeno alcuni focolai. E sono in qualche modo riconoscibili? Cioè, sì. Ci sono delle... C'è un bollino, Dementia Friendly Community, con l'indicazione dell'anno, perché l'essere amico delle persone con demenza è un processo. Quindi ogni anno c'è un processo proprio di valutazione, di autovalutazione, che va poi sottoposto a Federazione Alzheimer Italia, che rinnova l'annualità. Quindi bisogna dimostrare effettivamente di lavorare concretamente per le persone con demenza e le loro famiglie. Questo per quanto riguarda appunto un aspetto del nostro discorso. L'altro riguarda appunto l'idea del settembre viola tutto l'anno. È abbastanza intuibile. Ah no, ho dimenticato invece, stavo dimenticando. Dove nel nostro territorio potrebbe estendersi appunto il concetto di territorio amico della demenza? Allora, potenzialmente ovunque ci sia una realtà sensibile al discorso. Diciamo che nell'ultimo anno abbiamo lavorato in particolare con il territorio dell'ambito carso-giuliano, perché fin da subito, quindi fin proprio dagli inizi, a Muggia era comunque anche presente il servizio sociale, ad esempio di Duino Aurisina, che copre un'altra parte del territorio, perché appunto l'ambito carso-giuliano copre tutti questi territori, no? E è venuto spontaneo, lavorando proprio insieme, cogliere da parte del servizio sociale alcune domande, alcuni bisogni su territori altri rispetto a Muggia. E quindi da circa un anno ci stiamo vedendo anche proprio a Sistiana, quindi sul territorio di Duino Aurisina, e abbiamo cominciato attivamente a collaborare con le associazioni del territorio, con i servizi sociali, con di nuovo l'azienda sanitaria, e adesso ci stiamo interfacciando con i comuni, con le istituzioni, per capire di dare sostanza. A piccoli passi. Piccoli ma decisi. Sta proseguendo. Allora, invece, settembre viola tutto l'anno? È abbastanza intuibile, però insomma. Ecco, abbiamo voluto dare questo nome proprio a un evento che abbiamo fatto sabato scorso a Sistiana, con il quale abbiamo voluto ufficializzare la nascita di questa comunità amica delle persone con demenza sul territorio di Duino Aurisina, e anche però i territori più in generale del Carso, quindi Sgonico, Repen, eccetera. Sta partendo, è ancora in qualche parte un pochino più sviluppato, in altre parti siamo ancora all'idea di progetti, di intenzioni. Però abbiamo voluto partire anche proprio per chiamare a raccolta tutte le forze buone del territorio, quindi tutti coloro che
che volessero darci una mano e rendersi disponibili a questo. Già collaboriamo con la Proloco, con le associazioni dei volontari, quindi siamo già una bella equipe, però l'idea è proprio quella di dare sostanza. Siamo partiti con alcuni servizi nel corso dell'anno per le persone con demenza e le loro famiglie. Ci siamo anche collegati al progetto Sifarete, che è un progetto regionale a sostegno dell'anziano fragile. Insomma, abbiamo cercato di realizzare dei servizi concreti, assolutamente, che andassero incontro alle esigenze e ai bisogni, nello stesso tempo di fare sensibilizzazione. Allora, occupiamoci adesso di una parte fondamentale del lavoro dell'Associazione De Banfield e di Casa Viola nello specifico, perché non so se insomma, la considerazione è partita da voi oppure se tutto sommato era un dato a cui si sarebbe arrivati comunque, però sempre più spesso, e ne parlavamo la settimana scorsa con la dottoressa Antonione quando abbiamo parlato di cure palliative eccetera, però sempre più spesso viene sottolineata l'importanza e per certi aspetti anche, come dire, la responsabilizzazione e per certi aspetti ancora le problematiche che derivano appunto dall'essere caregiver. Cioè una volta, fino a qualche anno fa, il caregiver, cioè i caregiver sapevano di essere caregiver, forse nemmeno loro lo sapevano. Esatto. Pur rendendosi conto del loro. Poi dopo un po', anche con la nascita di Casa Viola, il concetto si è venuto, come posso dire, è diventato più importante, insomma se ne parla, si nota un maggiore coinvolgimento. Quali sono secondo lei, sulla base anche proprio del lavoro di e con Casa Viola, da un lato le problematiche e da un lato anche le opportunità che l'essere caregiver comporta? Allora, diciamo che è assolutamente vera l'analisi che lei ha fatto, perché per molto tempo i caregiver non sapevano di essere caregiver, cioè si dedicavano ovviamente all'assistenza dei familiari in maniera assolutamente eroica in alcuni casi. Mancava quella consapevolezza che comunque col nostro lavoro abbiamo cercato anche di aumentare, perché più consapevolezza del proprio ruolo significa anche più capacità di viverlo e forse anche più capacità di esigere gli aiuti e i servizi, perché non posso essere lasciato solo. Ecco, soprattutto nel caso della persona con demenza, l'assistenza richiede un insieme di competenze, di necessità che sono veramente superiori a qualsiasi singola persona, singolo individuo, e mi viene da dire anche rispetto alla famiglia. Quindi era necessario questo passaggio. Pian piano sta aumentando questa consapevolezza, cominciano ad esserci anche delle risposte istituzionali, come la legge per i caregiver che è stata recentemente approvata e così via. C'è ancora tanto lavoro, però c'è una consapevolezza in più. Questo ha significato anche una maggiore disponibilità a mettersi insieme. Quello che noi abbiamo visto è che quando abbiamo cominciato c'era tanta difficoltà, perché era ancora molto forte proprio la vergogna, il senso di inadeguatezza, era quasi una cosa da nascondere. Adesso forse un po' meno, ecco, e quello che noi abbiamo visto è anche un maggiore desiderio di uscire proprio con la persona con demenza e di sfruttare le occasioni di socializzazione, di terapie non farmacologiche che possono essere messe in atto singolarmente, ma anche e soprattutto in gruppo e così via. Quindi una maggiore apertura, una maggiore assertività nel proprio ruolo. E sempre per quello che potete carpire con il lavoro di Casa Viola o anche della stessa associazione a questo punto,
lo diceva lei anche prima, no? La prima reazione che una famiglia ha quando un suo componente si ammala, comincia a manifestare problemi cognitivi, è quello di chiudersi, nel senso non frequentare sempre meno gente, anche di, come posso dire, delle volte persino negare il problema perché c'è sempre lo stigma, eccetera. Vero è che nonostante poi si parli, perché insomma, è anche vero che chi affronta il problema, la prima cosa che fa magari non parla tanto con le istituzioni o con chi si occupa delle problematiche, ma magari parla con qualcuno che sa avere avuto un problema simile. C'è ancora, rimane questa, come posso dire, questa riluttanza, non è corretta come frase, ma non so come parola, ma non me ne viene in mente un'altra, questa riluttanza ad ammettere non tanto il problema a questo punto, ma ad ammettere di aver bisogno di aiuto, oppure si sta un pochettino modificando questo atteggiamento, che è comprensibile sotto certi punti di vista, che è umano per altri, certo, ma che per certi aspetti poi comporta tutta una serie di problematiche che rischiano di crearne di ulteriori, insomma. Certo, noi sappiamo che più dell'80% delle persone con demenza sono seguite direttamente a casa da familiari, quindi queste sono delle cifre ancora alte che indicano l'impegno che la famiglia mette. Dall'altro lato, quello che osserviamo proprio nell'esperienza nostra quotidiana nel rapporto con i caregiver è che probabilmente in tempi recenti c'è in qualche modo un accesso prima ai servizi rispetto a una volta, quindi ci si rivolge, mentre quando abbiamo cominciato noi il servizio, anche noi come servizio informativo di sostegno, eravamo un po' l'ultima spiaggia, quindi le persone arrivavano già in una fase di demenza del loro familiare molto avanzata e quindi in una fase molto avanzata anche di burden, di sofferenza del caregiver. Adesso una buona percentuale riesce ad arrivare prima, quindi si riesce a impostare una rete di aiuti e anche un sostegno che attiva prima le risorse che ci sono e quindi sperabilmente si attenua l'impatto del compito di assistenza e l'impatto della malattia stessa, che rimane una malattia particolarmente terribile perché va a tagliare la relazione che esisteva precedentemente, e questo quando accade in famiglia è particolarmente doloroso. Ma ieri, per esempio, in questi giorni io parlavo con un mio amico che qualche giorno fa mi diceva che era riuscito ad uscire a pranzo con 2 sue zie che sono abbastanza avanti con gli anni e che, come posso dire, hanno avuto anche dei problemi collegati logicamente all'età, eccetera, e la cosa che mi diceva, e che io comprendo, dice: ma guarda, sono contento perché posso ancora relazionarmi con loro. Cioè, dice, hanno determinati problemi, però posso parlare con loro, posso ragionarci assieme, posso far raccontare loro aneddoti, uno dei molti problemi che i problemi cognitivi portano appresso è proprio il fatto che viene a mancare anche quel tessuto familiare che è fatto di ricordi, diciamo così, collettivi per quanto riguarda la famiglia, eccetera, che non puoi più sfruttare o che certamente sono momenti che diventano sempre più labili, ecco, insomma, sempre più distanti. Assolutamente, le storie non sono più condivise, no? Questo è una cosa. E soprattutto a un certo punto, non sempre per carità, per fortuna, però molto spesso
e il rapporto non è più il rapporto che c'era prima. La frase che molto spesso ci sentiamo dire è: non è più quello di prima, sì, certo che è mio marito e mia moglie, ma è come se non ci fosse. E quindi questa alternanza di c'è non c'è, che tra l'altro nella letteratura si chiama perdita ambigua, cioè un nome specifico perché ha delle caratteristiche anche dal punto di vista psicologico molto specifico. E che è una situazione particolarmente stressante, quindi che bisogna imparare a gestire in una maniera creativa, in una maniera che però non è scontata. È anche vero, no, dottoressa, che insomma, tutte le malattie vengono affrontate in maniera diversa a seconda delle persone, quindi questo è vero. Però il grosso problema in questo caso è che se ciò si può dire, diciamo così, in un secondo momento, mettiamola così, con le malattie cognitive questo è il dato principale, cioè le soluzioni che possono funzionare per una persona non è che non è detto che non funzionano con un'altra persona cui magari viene diagnosticato lo stesso tipo di problema. Di ecco, demenza, sì. Questo credo che sia forse la cosa più destabilizzante di tutte quante, cioè, perché destabilizza chi si occupa. Certo. La demenza è una sindrome, cioè una costellazione di sintomi, e questa costellazione può essere diversa come quelle che ci sono in cielo, cioè veramente estremamente variabili, la combinazione poi di sintomi insieme. E questa è proprio la sfida anche del prendersi cura di una persona con demenza, trovare nonostante tutto una capacità di stare in relazione, di esserci. Ecco, quindi diceva Tom Kitwood, che è un esperto proprio, è stato un esperto di demenza e di caregiving, lui diceva: abbandonare l'ossessione del fare per esserci. Questa è a sottolineare la dimensione proprio della relazione che va oltre le modalità conosciute, prevalentemente verbali, che ci sono tra gli adulti, no? Per scoprire però che nonostante tutto è possibile continuare a stare insieme. E mi dica ancora anche questo, perché questa è una cosa che in questi giorni mi sta dando, in questi mesi mi sta dando un po' di fastidio, se devo essere sincero. Ogni tanto sui giornali, anche molto, devo dire la verità, sulle pagine online dei quotidiani, che è differente rispetto a... però si trovano delle notizie del tipo, adesso vado per... chi da piccolo gioca a pallavolo, vediamo così, è meno a rischio di demenza senile rispetto alle altre persone. Chi legge Dickens, ora, a parte che questo salta fuori poi per tutte quante le patologie, eccetera, magari poi se l'articolo viene letto completamente si capisce anche quelli che sono... Però è logico che certi titoli ti mettono un po' o in agitazione o ti innervosiscono, oppure dicono, sai cosa, io faccio giocare a pallavolo, faccio leggere Dickens piuttosto che Pound, così siamo tranquilli. Ecco, questo tipo di annunci, come dobbiamo leggerli? Come dobbiamo... Questo è un argomento particolarmente controverso, perché da un lato c'è la necessità di informare, per carità, dall'altro lato sarebbe meglio farlo in una maniera più corretta, quindi che non alimenti false speranze o illusioni. O addirittura il contrario. Oppure il contrario, no? Ecco, abbatta le persone che magari non hanno letto Dickens da ragazzi. Questo è venuto fuori in maniera particolarmente chiara nell'intervento che ha fatto al convegno di sabato la dottoressa Besanzini,
dell'azienda sanitaria, che ha proprio parlato dei fattori protettivi, ma anche di quei falsi miti che cominciano a girare. Sì. Per cui, ad esempio, tante persone si presentano anche in maniera forse inopportuna ai servizi per richiedere delle valutazioni neuropsicologiche del proprio stato cognitivo, per paura, perché si fa tanto parlare di demenza che a questo punto, come mi leggo i sintomi di qualsiasi malattia su internet e così me li sento addosso, così anche per la demenza, no? Allora, va bene l'attenzione per la propria salute, forse è meglio capire bene, essere aiutati a capire quando è il caso di preoccuparsi, quando non lo è. La stessa cosa la osserviamo per i farmaci, ad esempio. Non c'è ancora un trattamento risolutivo della demenza a livello farmacologico, però ogni tanto noi vediamo dei titoli: trovata la molecola che risolverà l'Alzheimer, salvo poi scoprire che sì, ci sono delle speranze, noi sappiamo, almeno possiamo prevedere che nel giro di 5-10 anni qualcosa arriverà, se non come vaccino, come trattamento, eccetera. Però al momento questi titoli fanno solo confusione, creano false illusioni, creano anche una certa sfiducia nel medico o negli operatori sanitari, che poi devono smentire. Sì, questa è l'altra. Perché magari l'articolo faceva riferimento a una fase sperimentale sui topi di laboratorio, o ancora prima. Laddove invece poi non si è sentito molto dibattere di quella notizia, forse abbiamo già parlato, è una notizia penso sia della scorsa estate, quando l'attore australiano, quello che fa Thor, Chris Hemsworth mi pare che si chiami, sì, sono sicuro, siccome aveva fatto una sorta di reality dove si sottoponeva ad una serie di prove di resistenza, eccetera. Per poter avere il via libera, per poter fare questo tipo di esperienza, ha dovuto fare tutta una serie di test, eccetera. Da uno di questi test è venuto fuori che lui avrebbe una predisposizione genetica alle malattie cognitive. E quindi aveva deciso di rallentare un po' il ritmo del suo lavoro, perché se è ben vero che con uno stile di vita sano e tranquillo si può in qualche modo evitare tutto ciò, dice: io faccio così, eccola. Non mi sembra che poi, perché lo vedo sempre in giro a far film, eccetera, poi sotto certi aspetti, siccome è un attore molto bravo e anche simpatico, quindi, come si dice a Trieste, beata l'ora che fa. Però ha senso come presa di posizione così drastica? Sì, a parte il fatto che credo, opinione mia, ma credo che rallentare i nostri attuali ritmi lavorativi faccia bene comunque, faccia bene a prescindere. C'è chi può farlo. Ecco, se si può farlo e quando si può farlo. Però al di là della battuta ci sono dei fattori di prevenzione, su questo abbiamo dei dati abbastanza forti ormai. E questi fattori di prevenzione vanno a lavorare, se non altro, sul ritardare la comparsa dei sintomi. E quindi su quelli è bene lavorare. Sono quelli classici, se vogliamo, che fanno parte del buon invecchiamento e che fanno parte della buona salute generale, quindi l'attività fisica in primis, l'assenza totale di fumo, un'attività anche cognitiva stimolante, interessante e così via. Diceva proprio la dottoressa Besanzini, magari spingersi un po' più in là del limite conosciuto, quindi se prima facevo le parole crociate oppure andavo a sentire le conferenze che mi interessavano, adesso vado a sentire magari una conferenza su un argomento che non conosco, ma perché questo mi sfida, no? Oppure imparo una nuova lingua. Ecco, cerco di mettere in moto il più possibile non solo la mente, però anche il corpo, no? E quindi attività fisica regolare, stile di vita sano, eccetera, eccetera. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata la nostra ospite, è Grazie sempre un piacere parlare con lei, ancorché di argomenti, diciamo, molto
diciamo pesanti nel senso lato del termine, però sono realtà con le quali si ha a che fare, delle volte con queste realtà si ha a che fare quando uno meno se l'aspetta, e quindi conoscerle. La speranza è che portandoli un po' insieme diventino un po' meno pesanti, no? Ci vediamo dopo la pubblicità, e con lei, dottoressa, ogni tanto noi continuiamo a vederci per raccontare di quello che fa l'associazione. Dopo la pubblicità parliamo di università. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato prima, parliamo di una iniziativa dell'Università di Trieste, che però non è sola in questa iniziativa, poi dopo le nostre ospiti ci spiegheranno esattamente di che cosa si tratta. Siamo in compagnia della professoressa Roberta Altin dell'Università di Trieste, insegna non posso dire nel mio dipartimento perché io frequentavo, ma insomma comunque è il Dipartimento di Studi Umanistici, ed è antropologa. Sì. E poi siamo in compagnia anche della professoressa Katia Hrobat-Virloget, che è anche lei antropologa e insegna all'Università del Litorale di Capodistria. Grazie per essere tornata, grazie per essere venuta nei nostri studi. L'iniziativa di cui parliamo si chiama Nel Giardino degli Invisibili e si può vedere, insomma si può visitare, non so se il termine è correttissimo, da ieri e fino al 7 giugno nel piano terra dell'edificio centrale di Piazzale Europa, alla destra. L'ho anche specificato correttamente. Allora, cominciamo dalla professoressa Altin. Di che cosa si tratta? E soprattutto anche qual è il progetto generale di cui questa, che è un'installazione, diciamo così, fa parte. Ecco, intanto grazie per averci invitato. È un'installazione, come ha detto lei, più che una mostra è una parola effettivamente eccessiva, ed è partita da un progetto condiviso con l'Università Transfrontaliera di Capodistria del Litorale, all'interno di questo network di un'alleanza europea, che è la Transform for Europe, di cui facciamo entrambi parte, ma che coinvolge 10 università, 10 atenei. È partito in una maniera quasi per caso, nel senso che avevamo fatto una conferenza parlando delle migrazioni, quello che stava succedendo, siamo entrambi nella zona di confine, e si è pensato di guardarlo da un lato del confine, quindi quello che vedevano a Capodistria, e quello che succedeva a Trieste. Questo attraversamento, noi siamo alla parte finale della rotta balcanica, e quindi da un'iniziativa di raccolta di materiale che veniva abbandonato, di cose abbandonate nei boschi, si è pensato, questo era stato fatto prima dai colleghi dell'Università del Litorale sul confine croato-sloveno, e poi noi con i nostri studenti altrettanto sul nostro confine a Dolina, San Dorligo della Valle, e abbiamo raccolto molto materiale abbandonato. Lo sappiamo che alla fine della rotta, appunto, chi arriva, i migranti abbandonano queste cose, e lì c'è sorto un interrogativo da scienziati, no? Cosa sono queste cose? È solo immondizia? È solo qualcosa che in qualche modo va abbandonato e ripulito dai boschi, o è una traccia di un passaggio migratorio? Allora, entrambi siamo persone che si occupano di migrazione, quindi chiaramente c'è una componente anche simbolica e non solo di quello che sta succedendo nel passaggio su questa zona di confine. E da qui è partita questa iniziativa. C'era appunto anche questo collega di Ginevra che si occupa di migrazione afghana, e abbiamo deciso di fare questa installazione con gli studenti, selezionando una parte del materiale, una parte anche molto significativa, perché dal punto di vista anche scientifico sono emersi tanti oggetti che non ci saremmo aspettati di trovare, come oggetti di bambini, di donne, quindi anche tutta una serie di narrazioni che vengono messe in campo sul fatto che siano solo giovani ragazzi, non è esattamente quello che abbiamo trovato, ma l'azione importante io credo sia stata lavorare con gli studenti, che per primi si sono interrogati su che cosa stavamo raccogliendo e che senso, che significato aveva. Questa raccolta, insomma, diciamo così, e poi anche la decisione di trasformarla adesso. Non credo che il termine corretto sia, no, in installazione c'è un termine per cui utilizziamo quello.
effettivamente che cosa ci racconta delle persone che percorrono la rotta balcanica? Perché, diciamoci la verità, con una facilità estrema, appunto come diceva anche la professoressa, si dipingono dei tratti che forse a qualcuno fanno più comodo che ad altri, però poi dopo voi avete visto le cose più concrete, ecco, insomma, che cosa ci dicono quelle cose che vengono lasciate là, abbandonate, eccetera? Ma queste cose che le abbiamo installate non è che ci raccontano tanto, ma più ci fanno riflettere. E questo era l'obiettivo di questa installazione, perché fa pensare, fa riflettere, perché io vivo su questa rotta balcanica e passiamo ogni giorno e vediamo questa immondizia, diciamo, e quello che abbiamo fatto noi è che abbiamo preso questi oggetti che sono percepiti come immondizia e li abbiamo portato in un altro ambiente per far vedere alle persone, alla gente, è davvero immondizia questo, no? Sì. Sono oggetti personali, sono dei giocattoli, non so, degli abiti, tutte sorte. Allora la gente più o meno è stupita perché quando passano ogni giorno vedono solo immondizia e non si chiedono cos'è. Sì. Ora che sta in un altro ambiente, queste immondizia sono diventati oggetti di un significato. Allora il punto è chiedersi o riflettere cosa ci dicono, non so, forse la professoressa... E poi verrebbe anche, mi inserisco, verrebbe anche da chiedersi per certi aspetti perché abbandonarli, nel senso, se te li porti dietro da casa tua, quindi avranno fatto chissà quanti chilometri, quanti mesi, perché poi ad un certo punto abbandonarli? Allora, se ne parlava proprio ieri che abbiamo aperto la mostra, c'è un abbandono di questi oggetti perché si entra in uno spazio più protetto, diciamo, europeo. E quindi in qualche modo la rotta balcanica è una rotta molto dura, c'è un continuo stop, diciamo, fra i paesi dei Balcani, soprattutto i paesi, il terzo spazio dell'Unione Europea, quindi in qualche modo al confine fra Croazia e Bosnia, Serbia e Bosnia, vengono costantemente denunciate dei blocchi, dei respingimenti, delle violenze, non penso anche alla Bulgaria, a quello che sta succedendo. Quindi l'arrivo per i ragazzi che partono dall'Afghanistan, facciamo un esempio appunto che abbiamo studiato con il collega, partono ed è un viaggio lunghissimo, violento, sistematico. Quando arrivi nello spazio di Trieste sai che troverai comunque in qualche modo una protezione, quindi c'è da un lato spogliarsi per essere più puliti, più accettabili. La cosa toccante della mostra è che ci sono molti oggetti di igiene personale, quindi quando aprivamo con gli studenti i zainetti era veramente toccante vedere come queste persone cercassero di mantenere una dignità anche nel percorso difficile, nei boschi, dormendo, nascondendosi. Dall'altro lato c'è anche proprio un rito di passaggio, cioè l'arrivo, per molti afghani, il giovane è un uomo che deve andare, che non dimentichiamoci poi manderà le rimesse alla famiglia, e quindi tutto questo lungo pericoloso passaggio diventa un rito verso l'adultità. Quando arrivi in qualche modo ti spogli, come in tutti i riti di passaggio, e indossi dei nuovi abiti ed è un passaggio importante, decisivo. Dall'altro lato molto pragmaticamente cercano di essere ripuliti per entrare in uno spazio, diciamo, che non è più boschivo ma è civile. E quando avete deciso di esporre questi oggetti all'interno dell'installazione, desumo che così come li avete trovati, così li avete esposti, cioè non sono stati ripuliti, mettiamola così, riparati o altro. Quello che avete trovato così avete esposto, con un criterio probabilmente, perché non sarà stato possibile esporre tutto.
c'era una riflessione, un dilemma, cosa fare o pulirli, perché se li puliamo diventano degli oggetti che possono essere nostri, sì, no? Sì, Dall'armadio. certo, sì. Allora, o lasciarli così sporchi, non so, perché ci sono le tracce del bosco, del cammino, della lunga durata, così che c'erano molte riflessioni, come esporli, cosa mostrare, perché ci sono anche tante medicine, no? Tante medicine che ci mostrano di quanto è lungo e quanto si soffre, poi questi zaini che sono cuciti, e tutte queste cose mostrano che è una via, una rotta molto molto lunga e dura. Non c'entra niente, chiedo scusa se inserisco questo in un discorso molto serio, però quando immaginavo che gli oggetti così come erano sarebbero stati esposti, ma io mi ricordo, e così ho modo anche di ricordare la figura, di un mio docente di latino all'università, il quale, quando si andava a fare l'esame con i testi, lasciava che noi facessimo l'esame con i testi su cui avevamo lavorato, quindi con testi pieni di annotazioni, pieni di, per esempio, non so, la metrica segnata, eccetera. E io durante l'esame mi ero un po' anche stupito, ho detto: ma come, non mi dà lei un libro intonso per... Dice: no, perché questo è il suo strumento di lavoro e lei ha diritto di passare l'esame o di fare l'esame con lo strumento con il quale lei ha lavorato per i mesi che ci ha messo per preparare l'esame. Si chiamava Mario Martina questo docente, e è un po' questo, no? Sono anche strumenti non di lavoro in questo caso, ma strumenti di un grande viaggio, per cui era giusto non toccarli per certi aspetti. Sì, l'unica scelta che abbiamo fatto di rispetto è stato di mettere, diciamo, sottoteca. Abbiamo 2 contenitori, poi è anche un'installazione fatta, diciamo, low cost, perché ed è mobile, quindi abbiamo pensato si è già spostata in 4 posti. È una teca trasparente che protegge, abbiamo trovato degli oggetti rituali sacri di preghiera, tra l'altro incredibilmente puliti, e quindi quelli per una forma di rispetto li abbiamo messi sotto teca, in modo che siano separati, diciamo, dagli oggetti quotidiani. Però è stato molto interessante per i nostri studenti ragionare, perché effettivamente da un lato erano sorpresi come diceva la Katia, sul fatto che molti oggetti, le scarpe e gli zaini, sono esattamente come i loro, quindi c'era un'empatia molto forte. Sì. Dall'altro però c'era il riconoscimento di cosa succede a pochi metri da casa, e che molto spesso, del titolo dell'installazione, appunto, dà un'invisibilità a questa vita. Quindi per loro riflettere cosa scegliere, quando trovavamo questi bivacchi di cose abbandonate nel bosco, loro prima cosa chiedevano: ma prof, cosa raccogliamo? Io dicevo: ragionate su che cosa ha senso raccogliere per raccontare attraverso gli oggetti materiali di questa rotta, che chiaramente non porta lì le persone, ma stimola, come diceva appunto la collega, una fortissima riflessione empatica e molto emotiva. Dall'altro lato anche tutti gli studenti hanno cooperato organizzando incontri, perché poi la mostra è una scusa, diciamo, per ragionare. Abbiamo ragionato con migranti di ieri e di oggi, con migranti attuali, con scuole secondarie, quindi con moltissima parte della collettività di Trieste, ma anche di Capodistria, con l'aiuto di associazioni locali, per usare questa installazione proprio per ragionare su cosa sta succedendo, no? E quindi nel giardino degli invisibili, è perché questo ci capita, non è più il bosco, la foresta, è il giardino vicino a casa, e anche raccogliere reazioni di paura, di ostilità. All'inizio è partito da una riflessione dei colleghi, perché in Slovenia, nei paesi piccoli, le persone sono anche spaventate, quindi è legittimo usare questo spazio per ragionare assieme su che cosa sta succedendo, e noi come, diciamo, scienziati sociali possiamo dare delle risposte di tipo scientifico, e quindi trovare anche uno spazio di dibattito. Non so se ha senso come domanda, io provo a farla ugualmente. Parlando appunto mi pare di capire che voi avete parlato anche con migranti che quella rotta l'avevano fatta, eccetera.
Ripeto, come domanda forse non ha senso. Che cosa non lascerebbero mai dietro di sé? Ve l'hanno detto questi che hanno percorso la rotta? È più Roberta. Vabbè, sicuramente la cosa più importante è il cellulare. Infatti quello che si trova sono le schede di passaggio fra un paese all'altro, e poi tutti nelle interviste, soprattutto i più piccoli, dicono che comunque anche se viene distrutto il cellulare, il telefono, perché spesso le guardie di frontiera lo fanno, la memoria del numero di casa, no? Perché quello ti serve da contatto. Dovete pensare che sono persone che sono in costante filo, cioè senza il cellulare ormai veramente, non solo per l'ubicazione, ma per avere un collegamento con un mondo che loro controllano e conoscono. Ricordiamoci che c'è una componente di quasi un terzo di minori, quindi sono persone piccole, oltre che ad affrontare un viaggio così difficile, anche lì insomma una non protezione di persone. Infatti, prego. No, io volevo solo fare una riflessione che a me sorprendeva, mi toccava molto di vedere le cose che io mai avrei lasciato, cioè i giocattoli. I giocattoli per i bambini sono veramente importanti, o degli anelli che ogni anello non è solo un anello, ma è un patrimonio intimo che ti ricorda qualcosa, così che veramente dei oggetti intimi che ti legano a una famiglia, a qualcosa molto intimo. E ero molto sorpresa di vedere queste cose qua che erano lasciate. Allora proprio, ma perché ti spogli proprio, ok, vestiti, ma anche questi oggetti che sono così, come si dice, preziosi per qualcuno? Sì. E lì perché potrebbe essere anche là una voglia anche detta poi sono plurime risposte, sì. Perché ogni biografia è una biografia a sé stante. Sì. E spesso c'è, in base al regolamento di Dublino, se uno è entrato in Croazia e ha dei segni di riconoscimento che è passato di là, chiaramente deve ritornare in Croazia e c'è un gradiente di desiderabilità che va verso il centro Europa, no? Per cui piuttosto che stare in Croazia preferisce arrivare in Slovenia o in Italia o in Germania, non solo per la capacità di welfare, ma anche perché spesso hai delle connessioni familiari, no? Vai dal cugino, quindi da un lato questo per non essere riconosciuti, dall'altro probabilmente c'è la svestizione, e immagino dopo certi fanno viaggi che durano 1, 2, 3 anni, devi veramente rinascere. Certo. Poi tra l'altro per esempio questa del cellulare, io insomma, tra le tante cose che si sentono anche in alcune nostre trasmissioni c'è sempre qualcuno che dice arrivano con il cellulare e tutto, ma è anche logico che se uno va via, la prima cosa che uno si porta appresso è la prima cosa fondamentalmente che uno cerca quando rimette la giacca, quando rimette il soprabito, eccetera, e magari i documenti, le chiavi di casa e il cellulare. Insomma, adesso è inutile andare a fare chissà quali elucubrazioni particolari. Gli danno il cellulare, se lo portano appresso quando vanno via, insomma, pare abbastanza anche ovvio, per dire la verità. Dice, l'installazione è mobile, nel senso adesso comunque rimane lì dove è posizionata in università, oppure si sposta fino al 7 giugno all'interno dell'università? Rimane là? Rimane là. Okay. Poi si risposterà, andrà in Varosandra, tornerà in qualche modo su un altro confine, quindi al centro visita di Varosandra, perché d'estate abbiamo pensato che lì era interessante. Poi andrà a Ginevra, perché il collega appunto che ha collaborato al progetto, il Graduate Institute di Ginevra, che è di fronte alla sede dell'UNHCR, quindi verrà ospitata. Quindi ha anche un significato posizionale. E poi abbiamo molte richieste transfrontaliere, Klagenfurt, un altro po'. Brežice, che è la frontiera slovena-croata, dove ci sono molti problemi ora. Klagenfurt, Katowice, no? E poi sì, l'altro obiettivo è di farlo circolare in Europa, nelle altre frontiere, però lì dobbiamo ragionare, perché noi l'abbiamo fatta trilingue per rispetto quindi in italiano, sloveno e in inglese.
chiaramente spostandosi in altri contesti come la Polonia, la Bulgaria, come ci piacerebbe, come i partner hanno detto di essere interessati a ospitare, dovrete prepararsi. Bisogna rifare i pannelli, perché adesso abbiamo fatto una cosa molto snella e molto agile, ma quello va ripensato, quindi alla fine estate ripenseremo se fare un giro largo europeo o uno più locale. Laddove invece, quanto è importante per due università vicine come quella di Trieste e quella di Capodistria, perché adesso è inutile andare a fare l'università più vicina a quella di Trieste e quella di Capodistria, insomma, proprio lavorare assieme è un concetto che la gente, che le istituzioni, che determinate istituzioni scientifiche, culturali hanno capito prima della politica, e quindi ringraziando Dio si è arrivati a questo momento in cui tutte le barriere che erano sorte anni fa sono state, insomma, pian piano rimosse. Desumo sia una piccola conquista, ecco, insomma, che forse era una ventina d'anni fa, forse era ancora molto lontana. Per me è una grande conquista, questa decostruzione delle frontiere. Proprio con questo progetto, è un primo grande progetto che abbiamo fatto insieme, e ci siamo per la prima volta davvero collegati insieme, lavorando, ma anche come colleghi, anche diventando amici, davvero lavorando e fare ricerca, discussione insieme. Noi tutti qua viviamo alla frontiera, e questa frontiera... Sì, inutile andare a... Sì, e questa frontiera, anche se era con l'Unione Europea, che si è dissoluta, ci rimaneva nella testa, no? Nella mente, così che per me uno dei risultati più grandi di questo progetto è questa collaborazione transfrontaliera, per la quale queste due università possono essere forti, perché solo con la collaborazione internazionale transfrontaliera mostriamo che viviamo in questo territorio della frontiera, che è diverso dagli altri territori, e noi lo capiamo perché è dai due lati della frontiera, lo capiamo. Sì. A me è capitato una volta, io sono piuttosto distratto quando ero a Gorizia e non so come, perché ce ne vuole, vi rendo conto, per tornare a Trieste ho preso una strada che non so e sono arrivato a Nova Gorizia e continuavo ad andare avanti senza nessuno. L'unica cosa che mi ha fatto accorgere che ero dall'altra parte erano i segnali stradali differenti, quel poco, rispetto ai nostri, al che ho detto, oh, guarda che perché ormai è così, insomma. Forse era sempre stato così, solo che c'era appunto qualche cosa anche mentale che ci impediva di ragionare. Ma ripeto, secondo me è stata la gente che ha capito prima tutto ciò della politica e così, insomma, per cui bene che sia così, vediamo di non tornare indietro, perché c'è sempre in agguato i retropensieri o d'altro. Ci abbiamo verso la conclusione. Questo è il primo di un... collaborerete avanti, insomma. Sì, dai, il progetto europeo andrà avanti ad altri 3 anni. Ecco, un progetto europeo, bisogna sottolineare anche questo. Tra l'altro abbiamo appena terminato appunto una settimana didattica che è stata gestita a metà da Trieste, no? Beyond the Borders, e metà da Capodistria, quindi abbiamo fatto anche un bellissimo passaggio attraverso questo confine con cinquantina di studenti, anche se l'università ha ospitato 150 studenti in tutto. E abbiamo cooperato in maniera davvero efficace, non solo simbolicamente, anche in maniera molto pragmatica. Poi sono contento che tutto questo parta, come dire, dai dipartimenti umanistici, perché di solito i dipartimenti umanistici, anche quando si parla di ricerca, e lì si sbaglia tutti, sono considerati un po' una sorta di Cenerentola, invece non è vero, perché si fa ricerca anche nei dipartimenti umanistici, bisognerebbe insomma insistere di più. Allora, ricordatevi che la installazione nel Giardino degli Invisibili si potrà vedere fino al 7 di giugno come ho detto prima, nel piano terra dell'edificio centrale
di Piazzale Europa alla destra, quindi appena entrati dalle porte girevoli. Sono ancora le porte girevoli. Sì, le porte girevoli sono una tradizione che resta. Non cambiano mai. Io ringrazio per essere state con noi la professoressa Roberta Altine e la professoressa Katia Robat-Virloget. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi. Noi chiudiamo questa puntata di Trieste in diretta, ci vediamo come sempre domani a partire dalle ore 18. Buon proseguimento di serata e arrivederci a tutti.